ho sentito un tonfo e lì il mio istinto è stato quello con le mani di coprirmi così e di rannicchiarmi su, portando tutto il peso sempre sul letto sul lato destro. Nella mia mente inizialmente ho detto, vuoi che caldo freddo del riscaldamento sia scoppiato il vetro? Dalle mani messe così per coprirmi la faccia, ho visto molto bene che questa persona che era la stessa del 1° di agosto. Sempre vestita di nero, io la chiamo così, muta da sub, per una roba talmente tanto aderente, nera, tutto completamente di nero, aveva solo gli occhi fuori. Quando è entrato, la prima cosa che ha sussurrato è stata, ci sarebbe una parolaccia da dire, ok, mi ha detto inizia con la T, hai messo allarme. Un incubo senza fine quello di Federica Fassina. La donna padovana, 45enne, aveva denunciato il suo stalker e raccontato la sua storia in un libro. Ora il suo molestatore è in carcere dopo che Federica ha patito 5 anni di inferno con minacce di morte, dispetti e insulti. La donna però 2 notti fa è stata aggredita e picchiata in casa da uno sconosciuto. Il particolare inquietante è che lo scorso agosto Federica aveva notato un uomo vestito di nero con il volto coperto fuori di casa. Questa volta però è riuscito ad entrare rompendo la finestra. Questo continuava a picchiarmi e a un certo punto mi ha detto una frase che a me ha lasciato pensare. Mi ha detto, smetti di rubare soldi. Ha portato via qualcosa? No, niente, assolutamente niente. Assolutamente niente, solo ho fatto male a me. Per Federica quella frase, smetti di rubare soldi, e il fatto che lo sconosciuto, con volto coperto, vestito di nero, alto e magro, non abbia rubato nulla, significa che voleva vendicarsi di qualcosa. A suo dire sembrava mandato da qualcuno per impaurirla. L'aggressione è durata pochi minuti. L'uomo ha usato un oggetto simile ad una frusta e i segni violacei sul corpo di Federica raccontano la violenza. Inoltre lui sembrava conoscere le sue abitudini. Prima di andare via, quindi risaltare fuori dalla finestra, dico saltare perché comunque la finestra bassa, e mi ha detto adesso arriva vecchia. E a quel momento lì non l'ho più visto. Io sono rimasta lì, nella stessa posizione nel letto. Vecchia è un riferimento alla mamma di Federica che abita al piano superiore e che appena ha sentito l'allarme ha chiamato la figlia e non ricevendo risposte al telefono è corsa in suo aiuto. Dopo essere stata medicata in ospedale, Federica ha già fatto denuncia. Non punto il dito su nessuno perché non ho la prova, però la mia idea di presunto mandante ce l'ho per quello che è stato detto.